con l'occasione delle Olimpiadi abbiamo voluto portare in primo piano lo sport affiancandolo ad una persona che ha vinto le Olimpiadi, che è Abdon Pamic, che rappresenta da un lato l'uomo dello sport nazionale, ma soprattutto una testimonianza di quello che è accaduto, grazie anche al ricordo appunto della giornata appunto del ricordo, è accaduto tanti anni fa sul fronte orientale, una tragedia che ricordiamo tutti come il momento dei martiri delle foibe, e quindi stiamo lavorando per portare avanti alle nuove generazioni e fare memoria di quanto accaduto su quei territori, che erano territori italiani, oggi non lo sono più purtroppo, e quindi dobbiamo ricordare con queste persone che prestano la loro testimonianza alle nuove generazioni perché questo non abbia più a ripetersi. Quest'anno in cui il Veneto celebrava le Olimpiadi assieme a Cortina Milano, abbiamo cercato di impostare la giornata dedicata al ricordo sotto la chiave dello sport, invitando Abdon Pamic, celebre olimpionico, che qui rappresenta tutti quelli che non possono più esserci. Tantissimo sport lega al confine orientale, Ottavio Missoni, Nino Benvenuto, Mario Andretti, Sirola, ma tanti altri che sono stati espressione degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia, che dopo aver dovuto abbandonare le loro terre sono ripartiti, si sono rifatti una vita di là dell'Adriatico e attraverso lo sport hanno potuto portare avanti i loro valori e la loro appartenenza e il loro senso di patria. Lo sport come collante, come anche segno del riscatto, ad esempio la figura di Nino Benvenuti, soprattutto per gli esuli, quando lui vinse la medaglia d'oro, vinse la medaglia dello Square Garden del campionato del mondo, significava la possibilità di riuscire a rifare una vita, di rifarcela, di riuscire a tornare ad essere quelli che erano in un luogo che però non era più il loro. Lo sport per lei cosa ha rappresentato? Ha rappresentato un episodio della mia vita che ero praticamente un predestinato, non so a quale sport, però per caso sono scelto nella marcia e quindi ho continuato questa attività. Ma lo sport l'ha aiutata in un momento comunque complicato della sua vita, è dovuto emigrare a Genova? Certamente insomma, distraeva da altri pensieri, però posso dire che mi ha aiutato nella vita ma mi ha danneggiato molto nel lavoro. Ecco. In che senso? Nel senso che facendo lo sport non ho potuto fare la carriera che dovevo fare. Senta, lei ha detto che quando torna a Fiume adesso si sente quasi un estraneo. Cosa bisogna fare per recuperare la memoria dei fatti storici accaduti? Ma che cosa, più di quello che facciamo non possiamo fare, come dico, come società studi fiumani, appunto cerchiamo di avvicinarci culturalmente e possibilmente di aprire un dialogo anche con la parte croata. Si fa di tutto e l'unica cosa che ci rimane è questo, ecco. Come dicevo prima, un ritorno culturale. Per combattere il revisionismo e il negazionismo? Senz'altro, poi in Italia ci sono certi personaggi che continuano a negare, noi non parliamo con le chiacchiere, parliamo con i documenti, con documenti come per esempio la ricerca sulle vittime italiane nei territori di Fiume e dell'Istria, fatta insieme con l'Istituto Storico Croato, e quindi non è stata una cosa unilaterale ma concordato proprio con l'Archivio Storico di Stato di Zagabria, e quindi questa è una documentazione che non si può negare che esiste. C'è un volume proprio stampato apposta, anche di notevole consistenza, in cui sono elencate tutte le vittime di quel periodo.